Questo è un luogo fatato, un luogo incantato, è il luogo dei sogni di ogni giovane donna. Io invece sono un uomo ormai di mezza età, però sono nell'atelier di quella che potremmo definire la Enzo Ferrari dei vestiti da sposa, perché in Veneto e non solo, quando uno pensa ai vestiti da sposa, pensa a Rosy Garbo. Mi faccia vedere un attimo, cioè Sì, io sì. giro qui, no? Sì. Come diavolo sono attaccati questi? Allora, questi tutti a mano, Tutti a mano, questi. ago e filo. Esatto, la base invece, anche qua per dove viene tagliato poi il tulle, la finitura, sono applicati a mano. Ma quante ore di lavoro ci sono dietro C'è questo? manualità, c'è lavoro, ma come tutti i vestiti che hanno queste esigenze. Quello che conta è assolutamente la persona, perché l'abito è sempre, secondo me, una cosa personale, personalizzata. Rosy, esiste la sposa che la fa impazzire, che le fa provare 20 tipi di abito diverso, che arriva No. senza un'idea? Mi è capitato anche qualcuna, tipo una volta avevo una famiglia intera qua, e sta povera ragazza, lei gli piaceva una cosa, sua mamma un'altra, suo fratello un'altra, sua zia un'altra, sua cognata un'altra. Era diventato un consiglio comunale? Storie di una che è venuta con l'amante, l'abito da Addirittura? sposa. Sì, ma pazzesco. Attenzione! Però poi accetto tutto, perché così sono stata anche brava a dire le due parole in privato. C'è un segreto professionale, insomma, anche. Su tutti i lavori c'è un segreto professionale. Rosy, 40 anni di carriera. E qual è la sposa che avresti voluto vestire? Per me la sposa è un momento di pubblico. Mi mandi un messaggio dicendo grazie della giornata. E questo capita molto spesso. Sempre. Sempre, capita. Sempre. Se volete vi faccio leggere tutti i messaggi. Se uno vuole un matrimonio che funziona, deve iniziare dall'abito, perché l'abito non fa il monaco, ma la sposa probabilmente sì.